E la nuova gestione dei codici bianchi al Ca' Foncello di Treviso è nata anche per abbattere i tempi di attesa per i pazienti non gravi. Funziona così: il paziente si presenta al triage quando riceve un codice bianco e viene indirizzato direttamente a uno dei due ambulatori presenti. Qui, a seconda del problema, viene visitato da uno dei 18 medici di continuità assistenziale presenti tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 19 e per le intere 24 ore al sabato nei giorni festivi. Tutto questo nella nuova saletta d'attesa con 50 posti, aria condizionata, boccione d'acqua e 9 prese di corrente per ricaricare il telefonino. È uno spazio più accogliente perché è importante per star meglio, però soprattutto dei percorsi diversi. Medici di famiglia che si mettono con noi e con gli specialisti per lavorare insieme per dare risposta al paziente. Questa è una cosa. Poi un fast track, la possibilità del paziente di utilizzare dei percorsi diversi, diretti, di modo che non serve più che il paziente ritorni al pronto soccorso per chiudere il verbale del pronto soccorso. Presente anche un nuovo sistema informatico attivo per tutta l'attività di urgenza e emergenza e costato 200.000 euro e che all'occorrenza permette al paziente, una volta dimesso dal pronto soccorso, di avere già in mano l'appuntamento richiesto con uno specialista. E la possibilità di avere delle visite specialistiche a 10 giorni all'interno di Borgo Cavalli, di modo che la persona può tranquillamente evitare di tornare in pronto soccorso. E in più l'umanizzazione, che credo sia la cosa importante, cioè il fatto di comunicare e spiegare al paziente perché si trova e perché sta aspettando. Ma non basta, a breve è presente anche un piccolo punto di cura con laboratorio di analisi all'interno dell'ambulatorio dei codici bianchi. Questo è un progetto pilota per il Veneto che decolla da Treviso. Per fare gli esami classici e vedere se effettivamente il paziente, lo chiamano point of care, cioè primo punto di cura.